Sul deragliamento del tram alla Guizza scoppia la polemica. L'opposizione attacca, l'amministrazione risponde che la prima preoccupazione è la sicurezza. Non appena sarà ricostruita la dinamica e stabilita la causa dell'incidente, il vice sindaco e assessore alla mobilità è pronto a prendere tutti i provvedimenti necessari. È vero che le statistiche ci mostrano che è un mezzo sicuro, che gli incidenti sono rari rispetto ai chilometri percorsi, ma non è accettabile pensare di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini che viaggiano. Un incidente che però da solo non basta a modificare i progetti per le prossime 2 linee del tram. Non li cambia in questo momento se non ci richiede un'ulteriore attenzione sulla valutazione degli aspetti di sicurezza, ma ritengo che gli interlocutori sul piano tecnico con cui stiamo trattando siano di primo livello. Quanto al referendum chiesto dall'opposizione, si farà un dibattito pubblico. Lorenzoni risponde anche alla richiesta di riferire in commissione consigliare sulla sicurezza del tram e sulle dimissioni del presidente di Bus Italia. Massima disponibilità a riferire sulla sicurezza, e questo lo faremo senz'altro non appena avremo gli elementi per poter illustrare ciò che è accaduto. Quanto alle dimissioni del presidente di Bus Italia mi sembra una richiesta esagerata. Risposta polemica invece ai commenti dell'opposizione sull'incidente. C'è chi veramente ha ripreso l'episodio per attaccare l'amministrazione e addirittura sembrava compiaciuto del fatto che ci fosse stato l'incidente. Questo non lo possiamo accettare. Infine il capitolo bus elettrici chiesti dalla minoranza al posto dei prossimi tram. Non esistono in questo momento omologati in Italia e in Europa dei mezzi che abbiano una portata sufficiente per dare una risposta efficace al fabbisogno di mobilità della città di Padova. Qualora venissero omologati mezzi privi di rotaia e il nostro finanziamento, soprattutto sulla SIR 2, potesse essere veicolato su mezzi di quel tipo lì, io sono il primo ad essere felice.